Salve a tutti, sono Riccio Luigi, una prima nazionale con un Elo Fide di 1921 punti. Oggi è il 28 gennaio 2015 e la mia email è vivagliescacchi@virgilio.it. La do per chiunque volesse esprimere critiche in merito a questo video, dare suggerimenti o ciò che ritenete più opportuno, insomma, lascio la mia email. Questo è il secondo video sui tre totali dedicati a Klaus Jung. Nel primo abbiamo visto la biografia di Jung. In questo video analizzeremo tre partite in cui Jung gioca con i pezzi bianchi. La prima partita è la Jung-Kottenauer, giocata nel Memorial Durs a Praga nel 1942 all'ottavo turno. Questo torneo fu, come detto nel primo video, il canto del cigno di Jung, in cui arrivò primo pari merito con Aliekin. Vediamo la partita. Jung apre D4, Kottenauer risponde D5, C4 e 6, quindi siamo nella cosiddetta difesa ortodossa. Jung replica con la mossa standard cavallo C3 e qui Kottenauer gioca il triangolo pedonale E6, C6, D5. Cavallo F6 sarebbe rientrata nella, più classica delle ortodosse. Jung qui sceglie una mossa posizionale E3 che apre la strada all'alfiere F1, però al momento occlude l'alfiere C1. Una mossa più aggressiva, più intraprendente sarebbe stata E4, come giocò Aliekin contro Jung al torneo di Salisburgo nel 1942, in cui Jung vinse. Questa partita la analizzeremo nel terzo video, che sarà dedicato a tre partite di Jung, in cui Jung appunto ha i pezzi neri. Infatti il tratto cavallo F6, questo, aveva appunto la volontà di impedire la spinta in E4. Kottenauer non aveva nulla in contrario, però Jung preferisce evitarlo e quindi gioca E3, una mossa più posizionale. A questo punto Kottenauer gioca cavallo D7, non mostrando ancora le sue intenzioni riguardo al pedone F7. Si spingono in F5 e quindi giocare una difesa olandese variante Stonewall, muro di pietra, oppure se puoi giocare cavallo F6 rientrando nella classica partita di donna rifiutata, difesa semislava con i pedoni C6 ed E6. Jung si sviluppa alfiere D3. A questo punto Kottenauer decide di giocare cavallo G F6, quindi sceglie di entrare in un classico impianto della difesa semislava, rinuncia a giocare l'olandese Stonewall. Jung sviluppa il pezzo, il cavallo F3 e a questo punto Kottenauer gioca una mossa giocabile ma passiva, alfiere 7. Con D per C4 si sarebbe entrati nella famosa difesa di Merano, in cui la variante principale è alfiere C4, B5, alfiere D3, anche se esistono anche alfiere B3 o alfiere 2. Però Kottenauer decide di giocare la passiva, la solida ma passiva alfiere 7. Dopo arrocco B3, Jung vuole sviluppare l'alfiere C1 nella casa B2, B6, giustamente Kottenauer si preoccupa dello sviluppo dell'alfiere C8, che è un pezzo abbastanza passivo. Quindi i giocatori continuano a svilupparsi. Jung giustamente vuole mettere le torri sulle colonne D e C, la torre A1 in C1, la torre F1 in D1, quindi nel frattempo sposta la donna in E2, dove minaccia, in alcune varianti, la spinta in E4 o in altre varianti minaccia alfiere A6 per cambiare l'alfiere B7 del nero, che è vero che è passivo, però in alcune varianti controlla l'importante pedone D5, qualora si avverassero sulla scacchiera, comparissero sulla scacchiera i pedoni sospesi o addirittura un pedone isolato in D5. Qui il nero effettua la tipica reazione centrale C5, a cui Jung tranquillamente non prende decisioni al centro, ma continua a sviluppare pezzi e gioca a torre A D1. Quindi, dopo la spinta in C5, reputa che la torre A1 sta meglio in D1, quindi chiaramente la torre F1 vorrà metterla in E1. Una variante poteva essere subito catturare in D5, dopo E per D5, esiste anche cavallo E5, C per D4, E per D4, alfiere D4, qui una variante che alla fine dà lieve vantaggio al bianco nella Ullmann-Botvinnik
giocata ad Hastings nel 66-67. Oppure dopo C per D5 per D5 giocare solo dopo torre F D1 e dopo torre 8, torre a C1, torre C8 giocare alfiere a 6 con leggero vantaggio del bianco, perché il bianco riesce a cambiare l'alfiere B7 che protegge il pedone D5. Però Jung nulla di tutto ciò, semplicemente non prende posizione al centro e gioca torre A D1. Kottenauer a questo punto, siccome la donna sta sulla stessa colonna della torre, è chiaro, qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, è vero, ma ci sono addirittura 4 pezzi, cioè 2 pezzi e 2 pedoni prima che la torre vada a incontrare la donna. È vero, però l'esperienza insegna che non ci vuole niente a liberare questa colonna e quindi è meglio premunirsi, e quindi Kottenauer gioca donna C7, appunto togliendosi dai raggi X della torre D1. E si poteva giocare anche cavallo E4, come giocò Winter contro EU in Inghilterra a Nottingham nel 1936. Dopo cavallo E4 la partita andò con D per C5, cavallo per C3, alfiere per C3, B per C5, C per D5 per D5, ecco, sono comparsi, sulla scacchiera i pedoni sospesi, quindi dopo alfiere a 6 il bianco sta un po' meglio. Oppure si poteva giocare, invece che donna C7, giocare come giocò un avversario di Jung l'anno prima nel torneo di Bad Oeynhausen, di cui ne abbiamo parlato anche nel primo video, donna C8, ma dopo Jung a questo punto giocò cavallo E5, dopo cavallo per E5, D per E5, D per C4, B per C4, cavallo D7, Jung giocò la forte cavallo E4, diciamo in cui il bianco ha un chiaro vantaggio, si vede anche a occhio che ai pezzi nettamente meglio sviluppati l'attacco sull'ala di D sta arrivando, mentre invece il nero ha questa donna C8 che non si capisce bene che cosa fa, anzi ostacola anche le due torri. Comunque alla fine fatto sta che contro Bruno Heller Jung vinse al 13° turno appunto del torneo di Bad Oeynhausen l'anno prima. Fatto sta che Kottenauer gioca donna C7, Jung a questo punto gioca cavallo E5 e qui Kottenauer gioca torre A D8, sviluppando semplicemente la torre. Un errore sarebbe stato C per D4, come giocò Spielmann contro Bogolbo nella 10ª partita del loro match a Semmering nel 1932, perché dopo E per D4, torre A D8, F4, chiaro qua già si vede il bianco ha una posizione forte e stabile al centro. Poi vabbè, la partita continuò ancora per un bel po' di mosse e vide prevalere il bianco. Quindi diciamo 5 a D4 in errore, Kottenauer giocò torre a D8, ma Jung gioca F4 subito, diciamo muovendo il pedone F sulla di D guadagnando spazio, a cui Kottenauer commise l'errore cavallo E4. Ora è interessante notare che questa posizione si presentò 47 anni dopo questa partita nell'incontro Zusa-Polgar, una delle 3 sorelle Polgar, in cui però, appunto, contro Denker a New York nel 1989, in cui però Zusa-Polgar, che comunque vinse la partita, preferì semplicemente giocare alfiere per E4. La partita poi proseguì con D per E4, cavallo B5, donna B8, D5, e poi vabbè, alla fine, diciamo, riuscì comunque a vincere. Però Jung, secondo me gioca meglio, perché gioca prima cavallo B5, costringendo la donna a ritirarsi chiaramente in B8, perché su donna C8 segue il cavallo per A7 il bianco ha un netto pedone in più. Dopo donna B8, qui Jung dimostra di essere un tattico sopraffino, adesca la torre in una casa indifesa, gioca cavallo per D7, chiaramente è forzata, torre per D7, e a questo punto Jung apre il centro, D per C5, minaccia semplicemente alfiere per E4 e poi si frega la torre in D7. Quindi a questo punto chiaramente il pedone C5 è intoccabile, cioè intoccabile sia col pedone B che con l'alfiere, perché appunto segue alfiere 4, come abbiamo visto, e per C5 segue alfiere B. Lo Kottenauer gioca cavallo C5, qui era forse meglio, anzi più che forse era sicuramente meglio, rinunciare al pedone, fare finta di averlo sacrificato quel pedone e cercare insomma di non lasciare sguarnita l'ala di D, perché adesso si notano subito che i due alfieri del bianco sono potentissimi, puntano entrambi verso l'arrocco senza alcun ostacolo, e quindi a questo punto Jung dà inizio ad un doppio sacrificio
di gli alfieri, patrocinato da Lasker. La prima volta che avvenne questo doppio sacrificio di alfiere fu nella partita Lasker-Bauer giocata ad Amsterdam nel 1889 e Jung si dimostra un degno erede di Lasker. Infatti gioca prima alfiere per H7 scacco, dopo re per H7 gioca donna H5 portando la donna in attacco, guadagnando un tempo, re G8 forzata. A questo punto sacrificio del secondo alfiere per G7 e lo scudo difensivo del re è praticamente sguarnito. È interessante notare che il doppio sacrificio degli alfieri sull'arrocco è sempre, seguito da un'alzata di torre, in questo caso torre F1 in F3 che vedremo, che appunto permette poi di dare matto o un guadagno decisivo di materiale a chi esegue questo doppio sacrificio. Ora, questo secondo alfiere chiaramente è intoccabile. Kottenauer giocò F5 in un tentativo disperato di difesa, però vediamo cosa succedeva se Kottenauer avesse preso l'alfiere. Re G7 sarebbe seguito a donna G4 e a questo punto il nero deve dare subito un pezzo, perché se gioca Re F6 segue matto, Re H7 segue torre F3 con un matto immediato, lo stesso accade su Re H8 e su Re H6. Quindi deve dare il pezzo, Jung l'avrebbe mangiato, su Re H8 seguiva prima donna H6 scacco per costringere il Re ad andare in G8 e poi l'alzata di torre. A questo punto il nero, per evitare il matto, avrebbe potuto solo giocare cavallo E4, ma dopo cavallo C3 che appunto toglie il cavallo E4 in qualche modo, la partita sarebbe stata vinta facilmente dal bianco. Un'altra mossa poteva essere F6 come tentativo di difesa, ma è chiaro che dopo torre F3 il bianco ha un attacco demolitore. Quindi Kottenauer disperatamente giocò F5, a cui Jung replicò con la semplice alfiere 5, con doppia minaccia sia della donna in D8 che matto in G6. A questo punto Kottenauer dovette cedere la donna, perché donna E8 nel tentativo di difendere il matto e la donna non si può fare, perché sarebbe seguito donna H8 scacco, Re F7, donna G7 matto. Quindi ha giocato alfiere F6, Jung prende tranquillamente la donna, torre H7, donna E2 e torre per B8. Ora è chiaro, il nero ha due alfieri per la donna che non compensano assolutamente lo svantaggio di materiale. A Jung semplicemente basterà, cosa che farà, aprire la posizione per far valere la potenza della donna e delle sue due torri. Infatti gioca già cavallo D6 per minare, per cercare di catturare l'alfiere B7 e poi prendere in D5. Kottenauer disperatamente cerca di tenere chiusa la posizione, giocando alfiere A6, speculando sull'inchiodatura del pedone della donna sul pedone C4, ma Jung semplicemente gioca B4, dopo cavallo A4, B5, cavallo C3, Jung addirittura dà la qualità senza problemi, Kottenauer se la prende, non ha di meglio, dopo torre D8, cavallo per F5, ecco, sacrificio demolitore. A questo punto Kottenauer decide di salvare l'alfiere B7, Jung giustamente salva il cavallo, D per C4, donna per G6 e quasi lì che il bianco è praticamente entrato. Dopo alfiere G7, donna per E6 scacco, Re H8, donna E7 e il nero perde un altro pezzo. Quindi una partita giocata bene da Jung. Dapprima ha giocato bene strategicamente, sviluppando i pezzi in maniera ottimale nel gambetto di donna rifiutato, e poi con un colpo tattico magistrale ha demolito in appena 32 mosse il nero, che era comunque un forte giocatore. Vediamo adesso la seconda partita, che è la Jung-Salman, giocata ad Amburgo nel 1944. Questa fu purtroppo l'ultima partita giocata dal maestro tedesco Jung, o quantomeno l'ultima che è pervenuta negli archivi. Poi se dopo di questa abbia giocato partite amichevoli non pervenute, questo non lo possiamo sapere. Sta di fatto che ufficialmente questa è l'ultima partita che è pervenuta di Klaus Jung ad appena 20 anni. Jung era del 24. Questa partita si può trovare nel libro Modern Chess Miniature, pubblicato nel 1977, scritto da Barden ed Heidenfield, alle pagine 56 e 57. Questo libro fu tradotto da Giovanni Lucci. Allora, la partita, la variante è una siciliana: 4C5,
cavallo F3, E6, D4, C per D, cavallo D4, cavallo F6, cavallo C3, B6. Praticamente si gioca una Scheveningen, la variante Scheveningen della difesa siciliana. Jung gioca la variante classica, diciamo quella che amava giocare Karpov, alfiere 2, a dispetto di alfiere C4, la variante Sozin o Fischer-Sozin, che amava invece giocare appunto Bobby Fischer. A6, a Rocco, donna C7, F4. Fino a qui, diciamo, si è tutto sviluppato secondo i canoni classici della Scheveningen. Qui il nero commette una imprecisione. Salman gioca B5, che è prematuro ed è la causa dei futuri problemi che avrà il nero. Chiaramente qui le mosse migliori erano alfiere 7, cavallo C6 o anche cavallo BD7. Dopo B5 Jung sfrutta subito l'errore dell'avversario, piazza l'alfiere sulla grande diagonale bianco, difendendo al contempo anche il pedone E4. A questo punto Salman gioca alfiere B7, cavallo C6 non si può giocare perché semplicemente il bianco cattura, spinge in E5 e di fatto ha vinto. Dopo alfiere B7 Jung gioca subito E5, attacca subito il centro bianco, il centro del nero, sfruttando appunto subito l'imprecisione dell'avversario. Qui il nero gioca D per E5, che è la mossa oggettivamente migliore. Chiaramente alfiere per F3 non si può giocare, padrona per F3 e il bianco ha vantaggio vincente. Minaccia la torre, minaccia il cavallo e guadagna materiale. Cavallo Fd7 non è giocabile perché c'è E per D6, alfiere per D6, non si può giocare alfiere per F3, semplicemente per D per C7 e il bianco ha vinto perché minaccia la promozione in C8, quindi alfiere per D6, alfiere per D7, donna per D7, sacrificio in E6 demolitore perché si prende poi l'alfiere D6, il nero che cosa può fare? Scacco a contempo difendendo l'alfiere, ma dopo la semplice ritirata cavallo D4 il bianco ha un netto pedone in più e non ha nessun tipo di problemi, quindi diciamo a gioco vincente. Dopo D per E5 Jung chiaramente gioca F per E5, il pedone 5 intoccabile della donna perché si perderebbe l'alfiere B7 e quindi Jung onestamente deve tornare indietro cavallo Fd7, chiaramente non si può giocare alfiere per F3 per lo stesso discorso donna F3 e il bianco ha praticamente gioco vincente. Ora, dopo cavallo Fd7 è stata giocata sia da Kasparov giovanissimo nel 76, quindi aveva 13 anni contro Morgulov, e da Karpov nell'82 contro Ljubojevic la mossa alfiere F4, che quindi presumibilmente è buona, è stata giocata, è vero, da un Kasparov giovanissimo, ma anche da Karpov. Fatto sta che Jung gioca comunque la forte alfiere per B7 e dopo donna per B7 subito attacca donna H5, minaccia cavallo per E6 perché il pedone F7 è inchiodato e minaccia anche il pedone F7. Non c'è nulla di meglio di G6 perché su cavallo C5 segue semplicemente B4 e poi la presa in E6. Su cavallo B6 semplicemente il bianco gioca cavallo per E6, G6, donna H3, F per E6, donna per E6, alfiere 7, alfiere G5, cavallo C6 e qui c'è sia donna F7 fortissima che cavallo E4, quindi chiaramente sono mosse ingiocabili e quindi Salman gioca G6. Jung gioca donna H4 facendo pressione sulle case nere indebolite dell'arrocco del nero e qui Salman gioca alfiere G7. È stata giocata anche alfiere C5 giocata da Ragozin contro Rjumin, che però diciamo Ragozin perse in un loro match del 38. Alcune fonti dicono Leningrado, alcune fonti dicono Mosca, quindi io ho lasciato entrambe le opzioni. Dopo alfiere C5 diciamo la partita se si ragiona sulla variante alfiere 3, cavallo C6, cavallo E4, chiaramente il bianco si vede a occhio che ha gioco vincente, è un attacco fortissimo. Altrimenti dopo alfiere C5 la partita appunto Rjumin Ragozin proseguì con re H1, alfiere per D4, donna per D4, cavallo C6 minaccia la donna H4 continua la pressione sulle case nere dell'arrocco indebolito, arrocco, alfiere H6 e dopo un'altra serie di mosse diciamo Rjumin sferrò un attacco vincente, quindi Salman preferisce alfiere G7 difendendo per quello che può le case intorno all'arrocco. Qui Jung gioca cavallo E4 portando un altro pezzo all'attacco e minacciando la devastante cavallo D6 scacco catturando
la donna. Qui Salman prende il pedone E5 e Jung torna indietro con cavallo F3. Qui Salman dà scacco. In realtà c'era una mossa molto forte del nero che fu giocata l'anno dopo da Tot contro Radojic a Novi Sad, infatti la partita poi finì fatta, che è F5. A questo punto sembra che non ci sia niente di meglio che cavallo per E5, donna per E4, cavallo per G6, almeno il bianco guadagna un pedone, donna per H4, cavallo per H4. Analizzando la posizione, il bianco sta meglio, perché quell'alfiere C1 è certamente superiore al cavallo superstite del nero. Però non è così semplice da vincere questa posizione, gli richiedeva un bel po' di tecnica. Inoltre il nero al pedone è centrale e passato, quindi voglio dire il bianco comunque avrebbe dovuto fare molta attenzione. Invece Salman perde l'ultima occasione per cercare di arrivare in un finale dignitoso e gioca donna B6 scacco. A questo punto Jung sposta il re, dopo la ritirata alfiere G7, perché chiaramente Salman non vuole assolutamente perdere il suo alfiere, che è utilissimo. Jung gioca alfiere 3 sfruttando l'intoccabilità, lo vedremo alla fine. Salman giocò donna per E4, sacrificando la donna. Chiaramente non si può prendere il pedone B2 con fantomatiche minacce di matto prendendo la torre A1, perché il bianco dà matto in due mosse, cavallo di 6 scacco, re di 8 forzata, cavallo per 6 matto, quindi un matto veramente molto bello con i due cavalli. Dopo donna per E4 Jung semplicemente gioca cavallo per E4, il nero cattura in F7 e dopo cavallo G5 scacco si rende conto Salman che non può più continuare a giocare ed abbandona. Come chiave di lettura di questa partita va detto che Jung impiegò solo 16 minuti per tutta la partita, mentre invece Salman impiegò 1 ora e 28 minuti. Questo per far capire non solo la forza di gioco di Jung, ma anche che giocava anche velocemente, cioè giocava bene e velocemente. Vediamo l'ultima partita, che è la Jung Luz, giocata a Varsavia Lublino, nel torneo di Varsavia Lublino Cracovia, cioè in Polonia, nel terzo governorato generale degli scacchi di cui abbiamo parlato nel primo video, del 1942. Ora io devo far notare una cosa ad onore della verità storica. In realtà, dalle varie fonti, questo Luz Walter non l'ho trovato in questo torneo, quindi però altre fonti danno che questa partita è stata giocata in questo torneo, quindi sinceramente io non saprei, come stanno le cose. Fatto sta che per quanto mi riguarda Luz in questo torneo non partecipa, però altre fonti danno questa partita giocata in questo torneo. Allora la difesa è una pirla, Jung gioca col bianco, dopo le classiche mosse G6, Jung gioca alfiere 2, che è una mossa interessante, ritarda lo sviluppo del cavallo F3 per giocare alfiere 3, donna D2 a rocco lungo ed attaccare il presumibile a rocco corto del nero. È importante non sviluppare il cavallo F3 perché dopo alfiere 3 si impedisce il fastidioso salto cavallo G4 che appunto minaccerebbe l'alfiere E3. Quindi alfiere G7, alfiere 3, cavallo B7, donna D2. Quindi Jung manifesta inequivocabilmente la volontà di arroccare lungo. Qui lui scommette un'imprecisione, gioca H6. Francamente io non ho capito il motivo, evidentemente non voleva arroccare per paura di alfiere H6, però così facendo si impedisce da solo di arroccare corto, perché chiaramente altrimenti il bianco giocherebbe alfiere per H6. Quindi una mossa abbastanza timida che dà al bianco un tempo ancora in più rispetto a quello che già ha perché gioca col bianco. A questo punto Jung arrocca lungo e qua lui scommette il vero errore che fa perdere la partita, gioca C6, è una mossa troppo lenta, probabilmente vuole giocare B5, donna 5, ma intanto Jung ha la possibilità di sferrare un forte attacco. Qua esatta era invece E5, subito reagendo al centro. Dopo C6 Jung giustamente spinge in E5, questo attacco è giustificato dal ritardo di sviluppo del nero. Qui altra imprecisione di Luz, gioca D per E5, aprendo la colonna D. Visto che il bianco ha 2 pezzi sulla colonna D, forse era più prudente giocare la semplice cavallo D5 e non aprire
la colonna D. Dopo D per 5 chiaramente Jung apre la colonna e il nero si accorge che non può giocare cavallo per 5 perché seguirebbe un matto in D8 e quindi deve giocare cavallo D5. Anche Jung chiaramente cambia, donna per D5. Il nero recupera il pedone e alfiere per E5, ovviamente non può recuperare di cavallo perché seguirebbe donna D8. E probabilmente questa è la posizione a cui aspirava Luz per conservare l'equilibrio materiale, ma in realtà Jung conserva posizioni migliori, perché adesso gioca cavallo F3, guadagnando un tempo attaccando l'alfiere e sviluppando l'ultimo pezzo. Dopo alfiere G7, Jung vede che l'unico pezzo attivo del nero è l'alfiere G7 e appunto lo cambia, non solo per questo, ma anche perché poi vuole giocare cavallo E5 per appunto tenere inchiodato il cavallo D7 e guadagnare materiale. A questo punto, un po' migliore, la mossa migliore era E6, anche se il bianco avrebbe oggettivamente mantenuto un netto vantaggio. Invece Luz dà ancora più vantaggio a Jung giocando alfiere per D4. E a questo punto Jung gioca la ripresa migliore, donna per D4, minacciando la torre e preparando cavallo E5. Chiaramente dopo cavallo per D4 la Rocco era un po' più, debole per Jung. Dopo donna per D4 il nero gioca F6, cercando di salvare capre e cavoli, controlla la casa E5 e difende la torre H8. Chiaramente non si poteva arroccare perché seguiva cavallo E5 e il bianco guadagna materiale in D7. Dopo F6 Jung gioca alfiere D3 minacciando il pedone G6, il nero lo difende, Jung sviluppa un altro pezzo in attacco e qui finalmente il nero riesce a sviluppare la donna, ma ormai è tardi. Su E5 seguiva semplicemente donna G4, F5, sacrificio di alfiere, cavallo prende E5 con vantaggio decisivo del bianco. Dopo donna E5 Jung gioca la mossa migliore, donna E4. Jung cosa ha visto? Ha visto che le debolezze del nero sono i pedoni G6 ed E7 e lui con questa mossa le attacca entrambe. Chiaramente Luz non può difenderle entrambe e quindi che cosa fa? Gioca donna C5 difendendo E7. Ora la maggior parte dei giocatori si sarebbero fiondati a catturare il pedone G6, cosa che invece non fa Jung. Chiaramente dopo donna C5 se avesse giocato donna D8 seguiva semplicemente cavallo H4, cavallo E5, alfiere C4 scacco, re G7, torre per D8 con vantaggio decisivo del bianco. È chiaro che in tutte le varianti giocate bene Jung avrebbe un vantaggio decisivo. Su donna C5 Jung non si affretta a catturare il pedone G6 ma gioca benissimo. Siccome lui vuole il pedone 7 gioca la fortissima B4, quindi dimostra di non avere fretta, di essere un freddo calcolatore e costringe la donna nera ad abbandonare la difesa del pedone E7. A questo punto Luz gioca donna C6, Jung cattura in E7, dopo re G8 Jung gioca ancora una mossa formidabile. Invece di giocare alfiere per G6 che comunque sarebbe stata vincente, vediamola avanti. Alfiere per G6, si minaccia matta in F7, dopo donna C4 che difende F7, torre 6 interpone, donna F4 scacco, cavallo D2, sono finiti gli scacchi e il bianco da matto. Invece Jung cosa gioca dopo re G8? Gioca alfiere E4, attaccando la donna nera e semplicemente minacciando alfiere D5 matto. A questo punto, Luz è costretto ad abbandonare perché perderebbe la donna senza alcun compenso, a meno che non prende matto, e quindi sulle 20 mosse dà in 2 imprecisioni che ha fatto il nero, precisamente la spinta in H6 e la spinta in C6, Jung ha sfruttato abilmente gli errori avversari vincendo in grande stile. Quindi abbiamo visto 3 partite con i pezzi bianchi di Jung in cui spero di aver dimostrato che Jung era un forte giocatore sia da un punto di vista strategico che da un punto di vista tattico. Nel prossimo terzo video ed ultimo dedicato a Klaus Jung vedremo 3 partite di Jung in cui gioca con i pezzi neri, tra cui la famosissima partita a Liekin-Jung al torneo di Salisburgo nel 1942 in cui Jung batte l'allora campione del mondo, ma questo nel prossimo video. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione.